praticamente a costo zero. Acchiappa l'idea, è tempo di preparare un po' di materiale per il presepe. Bentornati amici ed amiche su Acchiappa l'idea dopo la pausa estiva. Prima di rimettermi a preparare nuovi progetti e nuovi video, ho pensato di sfruttare qualche giorno che sono qua in Appennino per raccogliere un po' di materiale per il presepe. Tutte queste pagliuzze, queste sabbioline, queste cose che adesso vi faccio vedere come recupero, le si possono trovare anche nel materiale da hobbistica e da modellismo. Costano mediamente un'esorbità di soldi, ma non vale la pena di spendere così tanto, ce le possiamo fare da soli. Magari non è niente di straordinario, però secondo me a qualcuno può essere utile. In particolare varie persone mi hanno chiesto, e partiamo proprio da questo, del mattone di... Poi torna su, telecamera, sono qua. In particolare molte persone mi hanno chiesto nei mesi passati del mattone di tufo che utilizzo in vari progetti. Questo qui è un rimasuglio del progetto che ho fatto, che vi lascio linkato qui, dove intaglio un mattone di tufo per creare un presepe. Questo qui è un avanzo, lo si trova da Leroy Merlin, in un Brico Center, in vari posti. È molto friabile, molto polverulento già di per sé. E quindi con lui e con altri prodotti che adesso dopo vi faccio vedere, vado a riempire di questi qui, che sono semplicemente dei ciotolini che dopo ci serviranno per conservare i vari tipi di polvere, pagliuzze e materiali poi necessari per i nostri presepi. Partiamo quindi dal mattone di tufo. Bene, quindi utilizzando un foglio di giornale per raccogliere quello che salta via, andiamo a tirare qualche simpatica martellata al nostro mattone di tufo e poi andiamo a sminuzzare a piacimento tutti i granelli che si staccano. Vedete, è veramente banale in realtà come procedimento. Quando siamo soddisfatti della granulometria ottenuta, lo andiamo a mettere nel nostro ciotolino. Un'altra idea molto semplice e a costo zero per ottenere una sabbia utile al nostro presepe è quella di grattugiare dei semplici tappi di sughero da vino utilizzando una banalissima grattugia. Questa qui è a trama abbastanza fine, si può usare questa o anche un pochino più grossolana e molto semplicemente li si grattugia fino a ottenere una polvere. Adesso vi faccio vedere come. In alternativa al tappo di sughero si può usare in realtà anche una corteccia di sughero di albero, quelle che si usano per i presepi, se non avete i tappi di sughero. Però mi viene da dire che è più facile avere un tappo di sughero che sacrificare del sughero che magari si compra apposta per i presepi. Oppure anche la corteccia di un albero in realtà. Poi un'altra tecnica, un'altra pagliuzza che si può recuperare è proprio dell'erba secca in questo caso, oppure se la trovate solo verde, dopo dovete semplicemente farla asciugare. Comunque io semplicemente la stagliuzzo un attimo già quando la raccolgo e vedete, questo è il risultato. Oppure potete recuperare anche delle foglie già secche e sminuzzarle molto banalmente con la mano al fine di ottenere una pagliuzza in questo caso invece un pochino più scura e un pochino più piatta. Se vi capita poi di tagliare della legna è perfetto per raccogliere della segatura. Ed ecco quindi che dopo averla raccolta la possiamo mettere anche questa segatura dentro al suo ciotolino. Ed ecco qui tutti e 5 i ciotolini con le polveri che abbiamo raccolto.
E con questo per oggi è tutto. Però prima di salutarci e darci appuntamento a un'altra idea creativa, vi ricordo che ho realizzato una specie di sondaggio, un doodle in realtà si chiama, che vi lascio linkato qua sotto, quindi in descrizione al video lo trovate il link per compilarlo. A cosa mi serve? A raccogliere le idee, le vostre opinioni e magari dei suggerimenti su altri video che potrei fare, volendo anche con questi materiali che ho raccolto oggi. E quindi se lo compilate mi fate un favore e magari mi date qualche altra idea creativa. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!